Semestene in sardo, è un comune italiano di 120 abitanti della città metropolitana di Sassari, nella regione del Logudoro e nella subregione del Meilogu in Sardegna. Fa parte della diocesi di Alghero-Bosa. L'area fu abitata già in epoca nuragica per la presenza sul territorio di alcuni nuraghi. La villa, Bidda, di Semestene era compresa, durante il Basso Medioevo, secoli XI-XV, nella curatoria di Costa de Valles, Costa de Addes, e nella diocesi di Sorres, all'interno del giudicato di Torres o Logudoro. Dal 1272 all'incirca, d'altro canto, detta villa fu uno dei possedimenti sardi dei Malaspina della Lunigiana, i quali, nel 1308-17, la cedettero al giudicato di Arborea, trasformato, nel 1410, in marchesato di Oristano, il quale la perse in modo definitivo nel 1478, battaglia di Macomer. Per giunta, dal 1480 al 1839, la villa venne annoverata nel feudo dapprima denominato in contrada di Costa de Valles o Costa de Addes, quindi elevato al grado di contea di Bonorva. Diploma del 1632, retrodatato al 1630. Nel territorio di Semestene, poco distante dal centro abitato, si innalza tuttora la chiesa romanica di San Nicola di Trullas, vale a dire Sant'Unigola de Truddas, la cui erezione risale verosimilmente alla fine dell'XI secolo o agli albori del XII. Internamente vi sono dei preziosi affreschi, probabilmente coevi o di non molto posteriori alla donazione del tempio all'eremo di Camaldoli, da parte degli Aten di Pozzomaggiore, mediante un atto del 1113. A tale edificio sacro trullano era annesso, per l'appunto, un importante monastero camaldolese nel quale fu compilato l'omonimo Condaghe, registro dove venivano annotate le ragguardevoli variazioni patrimoniali concernenti l'ente religioso. Siffatto monastero fu abbandonato nel corso della seconda metà del XIV secolo. Le rovine del cenobio e della relativa corte, ancora visibili verso la metà dell'Ottocento. Sono state riportate parzialmente alla luce grazie a recenti campagne di scavo. Campagne di scavo che, tra l'altro, sembrano escludere la preesistenza di un edificio sacro cupolato dell'epoca bizantina, secondo l'archeologo professore Giovanni Ligliu, del quale si è tanto fantasticato, e sull'impianto del quale sarebbe stato elevato l'attuale tempietto romanico. La giurisdizione del Maiore d'Escolca o Maiore di Scolca di Semestene, nell'arco dei secoli XII e XIII, abbracciava una non trascurabile rete di insediamenti, quantunque caratterizzata da piccoli o piccolissimi centri agropastorali, a dire è vero più agricoli che pastorali. Cunzado ossia Santa Maria, ora nel territorio di Bonorva, Fraigas ossia Santa Giusta, Semestene e Zunurapassar ossia San Michele, Donigazza insieme a Semestene no ossia San Giorgio, Codes, Truddas ossia monastero con la e corte, di San Nicola e Sansa ossia Santa Maria, senza neanche tentare di conteggiare le numerose domesticas o fattorie monofamiliari isolate. Il nuraghe dei Scolca, autentica postazione di vedetta da cui la visuale può spaziare dalla marina di Bosa fino ai colli di Villanova Monteleone, era giustamente il principale punto di riferimento delle guardie giurate che avevano l'arduo compito di sorvegliare e persino di proteggere tanto le persone quanto i beni afferenti alla Scolca di Semestene. A prescindere da Semestene Nou, ossia San Giorgio, che ebbe dunque una vera e propria funzione accentratrice, tutte le piccole sedi umane appena rimembrate, scomparvero ancor prima del 1388, specie a cagione della profonda crisi agraria e dell'esaurimento della colonizzazione monastica, delle pestilenze e delle carestie inerenti soprattutto alla metà del XIV secolo, come pure della rovinosa guerra d'Arborea, dal 1353 al 1410, intercorsa fra il glorioso regno della Valle del Tirso, ultimo giudicato sardo indipendente e di più potenti.
conquistatori catalano-aragonesi i quali, tra l'altro, favorirono un'economia basata essenzialmente sulla pastorizia transumante, a discapito dell'agricoltura, ed introdussero il loro deleterio feudalesimo, abolito soltanto intorno al 1840. All'ultima Pax Sardinie, trattato di pace del 24 gennaio del 1388, stipulato da Eleonora d'Arborea e Giovanni I d'Aragona, riguardo all'area dell'antica scolca in questione e pertinenza della curatorie de Costa de Vals, composta inoltre dalle ville di Rebeccu, Terchido e Bonorva, aderirono infatti i soli notabili di Semestene Nou o, per meglio intenderci, Semestene tu corto sia Aitema Marcuccio de Nurchi Maiore, ville de Semeston Stefano de Ligia. Andrea Masala et comita pinna iuratis acquistare comita de Cori Guantino, Taras Ioanne Carta Michele, vir de comita de Carbia Guantino, sec Simeone de Nurchi et Ioanne de Carbia in proxime villa de morantibus prelibata. Segno evidente che, come già accennato, gli altri centri abitati avevano ormai cessato di esistere, perlomeno alla tregua di entità giuridiche a carattere pubblico, e che le loro attinenze geografiche erano state unite a quelle della villa superstite di Semestene, in cui si erano del resto rifugiati i relativi profughi, anche se, successivamente, il territorio di Cunzadu e una porzione di quello di Fraigas saranno usurpati dalla villa propinqua di Bonorva. Dopo essere appartenuta all'arcidiocesi di Sassari dal 1503 al 1803, la rettoria o parrocchia di Semestene venne inserita nel vescovado di Alghero. Sul tramonto del Settecento, dopo 4 secoli pressoché anonimi, la villa di Semestene si ridestò dal suo torpore, recuperando dignità e notorietà. Nel 1796 per l'esattezza, allorquando procedeva con le sue schiere lungo la cosiddetta via dei Sviazzantes che, in quel periodo, portava da Cagliari a Sassari, attraverso un tracciato assai dissimile da quello dell'attuale strada Carlo Felice, l'Alternos Giovanni Maria Angioi venne accolto festosamente, nel pendio semestenese di Androliga ai confini di Pozzomaggiore e Cossoine, dal suo fervente amico e discepolo Don Francesco Maria Muroni, nativo di Bonorva e rettore di Semestene. All'incontro fra i due patrioti isolani, oltre alla locale cavalleria di Bonorva, fronteggiata da un drappello di dragoni leggeri, inviati da Sassari, parteciparono finanche molti maggiorenti di Bosa, Padria, Tiesi, Cheremule, Bessude, Mores, Osilo, così come di altri paesi del Logudoro vasta porzione del Capo di Sopra, il quale aveva per capoluogo la città di Sassari, in contrapposizione al Capo di Sotto, egemonizzato dalla città rivale di Cagliari. Siffatto memorabile convegno fu peraltro immortalato, in tempi a noi più vicini, dal professor Michele Sanna, in un suggestivo dipinto ora esposto nelle pareti della sala consiliare di Semestene.